Di solito si spacciano per operatori del gas o delle poste, stavolta hanno fatto di più presentandosi come commessi viaggiatori inviati direttamente dal presidente Luca Zaia con tanto di catalogo di prodotti alimentari tra cui scegliere. L'ombra di una truffa porta a porta ai danni delle persone più fragili si allunga sul territorio di Cavriè, frazione di San Biagio di Callalta. Con questa scusa due individui hanno provato a introdursi in diverse abitazioni del paese fino a quando un cittadino non li ha segnalati alla regione. Troppo sospetta la motivazione addotta, di certo suggerita dall'alto indice di fiducia e popolarità del governatore. Fatto sta che gli stessi uffici della presidenza hanno trasmesso il tutto ai carabinieri, che stanno ovviamente indagando per risalire ai colpevoli. Dalla regione quindi arriva l'appello ai cittadini di San Biagio e dintorni a diffidare di chi si presenta nelle case spendendo il nome di Zaia. La regione, si specifica in una nota, non fa attività porta a porta, precisazione forse banale ma utile visto che le truffe sia fisiche che online non sono affatto diminuite nel corso della pandemia. L'invito è anche quello a segnalare eventuali movimenti sospetti.